Buonasera. Come decano dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere e Arti ho il piacere anche quest'anno di porgere il benvenuto a quanti seguono le nostre pagine cordiali, in particolare a coloro che sono qui presenti, per così dire, in carne ed ossa, ma anche al gran numero degli uditori virtuali che, come ci segnalano i nostri contatori, da molti anni accedono a centinaia, a migliaia al sito dove il giorno dopo ogni presentazione è possibile rivedere il filmato della conversazione. Se già fatto può così sorbirsi, diciamo così, tutte le pagine cordiali dall'inizio negli anni passati, fino a partire da domani o dopodomani alla conversazione di Paolo Mastandrea. Non commetterò la sconvenienza di presentare l'oratore, sia perché a Venezia, come docente di letteratura latina nell'università, è conosciutissimo, sia perché un suo profilo è appunto nel sito dell'Istituto Veneto a introduzione della lettura di questa sera. Mi limiterò soltanto a augurargli una piacevole ora di conversazione con il pubblico presente e con il ancor più numeroso pubblico futuro, e gli do senz'altro la parola perché ci legga e ci commenti il Sabato del Villaggio di Leopardi. Grazie a Manlio Pastore Stocchi delle gentili parole, grazie a tutti i presenti. La lettura che ho scelto di fare è una lettura innanzitutto fuori sede per quella che è la mia disciplina di insegnamento e l'ambito nel quale ho svolto quasi sempre la mia attività di docente e di studioso. L'eccezione è dovuta alla finalità stessa di questa iniziativa delle pagine cordiali, perché si tratta di leggere un testo come questo che a me ha sempre parlato moltissimo fin dalla mia età più giovane, oserei dire fino da quando ho imparato a leggere e scrivere, perché il Sabato del Villaggio faceva parte di quel bagaglio di letture che entravano appunto nel libro di lettura delle elementari ed era una presenza quasi immancabile. Era una poesia che sapevano a memoria moltissimi italiani, voglio dire anche i meno acculturati, perché appunto i primi passi nei confronti della poesia si facevano seguendo alcuni testi canonici e il Sabato del Villaggio si prestava, si riteneva da chi faceva, eseguiva e aggiornava i canoni proprio per la sua apparente semplicità e cordialità. A questo proposito devo dire che, cosa non infrequente nelle antologie, nelle selezioni della scuola, non solo quella elementare ma anche quella media e anche delle superiori, le letture anche di poesie non troppo estese come questa venivano selezionate, per cui ricordo nettamente di aver fatto la conoscenza con l'ultima strofa, Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita, eccetera, solo dalla scuola media. Cioè le elementari, questo finale, diciamo così, che poteva turbare la serenità, la tranquillità,
la gioiosità innocente, apparentemente innocente, no? Di questa poesia veniva cassata. È un fenomeno questo che addirittura ho visto è stato studiato. Avveniva la stessa cosa, per esempio, un collega svizzero della Svizzera italiana ne ha fatto oggetto di un suo studio, avveniva anche per la quiete dopo la tempesta. L'ultima strofa, no? Con questa, diciamo così, urlo nei confronti della natura, veniva considerato, come dire, stonata rispetto ad una apparente serenità di quello che del resto va quasi naturalmente nella nostra percezione ad accompagnarsi al titolo stesso di idilli, che sono la denominazione, è vero, di questo tipo di poesia, di questo ambito anche cronologico di produzione della poesia leopardiana. Idillio, lo dico insomma, ma lo sapete già tutti, è il quadretto alessandrino, è diciamo, è quella serenità campestre, agreste, bucolica, popolata di gente modesta e felice, che è esattamente il quadro che ci viene presentato in testa a questo celeberrimo componimento che, diciamo, vedete, tutti conosciamo da molte letture che sono state fatte. È una lettura, dicevo, apparentemente semplice, piana. Il vocabolario è un vocabolario umile. In realtà questo è un testo pieno di problematiche, è un testo, diciamo così, complicato, ricco di simbologie, carico di una passione dolorosa, autobiografica, che non si esprime solo nell'ultima parte, ma che fin dall'inizio prepara quel finale doloroso, commosso, depresso, con cui si chiude lasciando l'amaro in bocca ai lettori. Vediamo intanto di capire come è organizzato questo testo, di cui faremo lettura, diciamo, fluente solo alla fine, perché credo siano queste le regole delle pagine cordiali. Dunque, intanto, come vedete, il testo lo potete apprezzare ancora meglio sulle vostre fotocopie cartacee. È composto di 4 strofe molto diseguali. Il sabato del villaggio fu composto, c'è chi dice in un solo giorno, probabilmente in pochi giorni, alla fine di settembre del 1829. È un periodo particolarmente cupo della vita di Leopardi. Sono mesi, 16 mesi, che egli trascorre a Recanati, dalla casa della sua famiglia, dopo che erano sostanzialmente falliti i suoi tentativi di rendersi autonomo anche economicamente dai suoi. Non era riuscito ad ottenere quel successo di pubblico e, diciamo, pure quei proventi che gli avrebbero permesso di vivere fuori casa, per cui deve ritornare a Recanati da Pisa, dove ha trascorso un periodo in buona compagnia,
proprio per mancanza di denaro. In questo periodo di Recanati, in questa lunga fase, vengono composti alcuni tra gli idilli più belli, e questo, a mio parere, si configura come uno delle poesie più perfette della produzione di Leopardi, anche se, diciamo, ha nuociuto anche nei giudizi della critica una certa qual popolarità che almeno un tempo questo testo possedeva. Si tratta, come vedete, di una canzone libera, senza schema, in cui si susseguono versi endecasillabi e settenari, senza nessuna regola. La canzone è ricchissima di rime che producono non solo effetti, come dire, acustici, sonori, ma servono anche a individuare, a sottolineare alcune particolarità semantiche. Vorrei mostrarvi, non perché io sia appassionato a questo tipo di espedienti strutturali, ma vorrei mostrarvi alcune non troppo evidenti evidenze di quanto dicevo. Guardate ad esempio come questa parola, la donzelletta vien dalla campagna, è una parola, un verbo con cui si chiude la canzone. Canco tardi a venir non ti sia grave. Guardate la circolarità di alcune espressioni, una circolarità così, diciamo, evidente. Non so che cosa sto facendo. Devo andare su. Eccoci. Guardate questa espressione che riguarda la donzelletta, la quale onde, col suo mazzolino di rose e viole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. Questa azione è la stessa azione che compie la vecchierella che siede con le vicine sulla scala a filar e novellando vien del suo buon tempo, quando al dì della festa, guardate, al dì della festa, ai dì della festa, ella si ornava, ornare ella si appresta. Capite che questo tipo di ripetizioni, che non sono certamente casuali in un poeta così pronto ad usare la lima per simulare semplicità,
lessicale, no? Quando questo gli faccia gioco. E questo è uno dei casi in cui Leopardi semplifica il suo dettato, no? Proprio per far esaltare la straordinarietà e la, diciamo così, potenza dei contenuti ideali. Quali sono questi contenuti? Beh, la prima strofa lunghissima elenca vari personaggi colti nelle loro occupazioni. Vedete la donzelletta, la vecchierella, poi abbiamo un terzo gruppo di persone che sono i fanciulli. I fanciulli, gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando, vedete, fanno un lieto rumore. Il quarto personaggio di questa prima strofa è il zappatore, con questo articolo, diciamo così, che è un toscanismo, è vero. Vi sarete accorti che in questa prima strofe questi quattro personaggi singoli o di gruppo, la donzelletta, la vecchierella, i fanciulli, il zappatore, rappresentano ognuna le singole età dell'uomo. La giovinezza, la fanciullezza, la giovinezza, l'età adulta e la vecchiaia. La vecchierella e la donzelletta si trovano in una posizione, come dire, giustapposta, nella quale si ricava che non di due figure diversificate si tratta, ma come in uno specchio terribile, la vecchierella è la donzelletta. E quelle sottolineature lessicali che prima vi mostravano vi portano di fronte a questa realtà agghiacciante. Altri elementi simbolici che sono da cogliere sono meno evidenti, ma la scala su cui sta seduta la vecchierella è un elemento simbolico inquietante. La scala, come sapete, presso tutte le culture è la scala che porta nell'aldilà. La scala, detto per inciso, è apax legomenon nei canti del Leopardi. È un termine, se volete, poco poetico, non necessario, perché che la vecchierella stia seduta su una scala è una cosa che comporta ai commentatori qualche tentativo di spiegazione realistica che, come tutte le spiegazioni di questo tipo, fanno un po' sorridere. Quella scala della vecchierella, anche se la parola non ricorre, ricorda un'altra salita che è quella di Silvia. Ricordate? Lo trovate? Scusate perché mi muovo male con... Guardate, e tu, lieta e pensosa,
il limitare di gioventù salivi. Naturalmente il lettore a questa altezza non sa che la salita di Silvia non avrà la sua, diciamo, non avrà altra destinazione che la morte che la attende dopo poco tempo. Quindi, vedete, Leopardi sta scrivendo in una condizione d'animo pessima e sta vivendo questi ricordi, queste rimembranze, no? Prefigurando, lo diciamo subito, ma non sono certo il primo a dirlo, e lo sappiamo un po' tutti, che quel garzoncello scherzoso con cui si chiude l'idillio, no? È lui stesso, è quello di cui si parlava in un altro stupendo componimento del Leopardi, quello che, quanto a purezza linguistica, a mio modesto parere di dilettante di lettura poetica italiana, è una specie di miracolo, cioè i primi versi della sera del dì di festa. Guardate, è un miracolo. Guardate le parole, che sono le parole più comuni, no? Sulla bocca di tutti, non c'è nessun compiacimento, nessun secondo fine. Dolce e chiara è la notte e senza vento, e quieta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna, e di lontan rivela serena ogni montagna. Sembra Omero. È una specie di primitivismo, no? Che verrebbe voglia di definire appunto miracoloso, prodigioso. Beh, dicevo che, come vedremo magari più avanti, ma io chiedo anche, diciamo, a voi di segnalarmi quando comincio ad annoiare, perché di materiale ne ho tantissimo, e anche prometto che alla fine c'è una correzione rispetto all'eventuale, diciamo, malinconia che questa lettura dovesse provocarvi, perché essendo carnevale vi proporrò uno scherzo che ha a che fare con Leopardi molto più di quello che sia mai stato sospettato, ma arriviamo, lo tiriamo fuori alla fine. Torniamo alla struttura, diciamo così, dell'idillio. La seconda strofe, più breve, ci riporta ad una situazione più avanzata dal punto di vista temporale. E la caratteristica che fin dai primi due versi ci mette davanti è la guardate la rima, insomma. È come se dalla attenzione visiva si passasse all'attenzione acustica. Questa rima straordinaria di face e tace, per cui, come vedete, Leopardi è costretto quasi al latinismo spinto, face, no? Fax, perché ha bisogno di una rima con una parola così comune invece come tace. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face
e tutto l'altro tace, ed ecco i rumori. Sono i rumori di una figura che viene introdotta d'improvviso. Che figura è questo legnaiol di cui odi il martel picchiare, odi la sega? Che cosa fa questo legnaiol? Il legnaiolo, in questa fase di attesa del giorno festivo, cioè di attesa del piacere, di attesa del sollievo dalla sua fatica, crede, affrettandosi, no, di raggiungere il suo risultato. Vedete? Veglia nella chiusa bottega alla lucerna, ancora la luce, e s'affretta e s'adopra, e qui notate la semplicità della rima interna, insomma, s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Anche questa azione per cui il legnaiolo ritiene che accelerando il suo lavoro, cioè sfuggendo al dolore della fatica, ritiene di poter acquisire un vantaggio, il vantaggio del riposo. Ma così non è, perché in realtà il sabato è il giorno del piacere, perché è il giorno dell'attesa. Il giorno del riposo che cosa porta? Tristezza e noia, che sono una condizione ancora peggiore di quella del lavoro, di quella della fatica. Ecco dunque l'illusione del legnaiolo. L'illusione che tutti ci creiamo, no? Di aspirare ad una quiete, ad una pace che in realtà non ci porta a niente di buono. Questo di 7 è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia, di man tristezza e noia, recheran l'ore, eccetera. È come se in un apologo, in una favola, Leopardi stesse poeticamente insegnando l'arte della vita, o meglio, stesse svelando i segreti dolorosi della vita. Per cui l'ultima strofa ha il vero e proprio andamento dell'epimizio, dell'apologo della favola. Si spiega il racconto che era stato fatto in precedenza. Si chiarisce dove si voleva andare a parare. E vedete che esattamente al contrario di come ci insegnavano da bambini, per cui pareva quasi che ci fosse una separazione, una dicotomia, uno iato tra le due parti, la prima descrittiva e la seconda riflessiva. Le due parti invece sono realmente inseparabili. La prima parte non è affatto gioiosa come era quella della quiete dopo la tempesta. E che questa descrizione, questa lunga descrizione iniziale, sia allegorica, sia densa, carica di contenuti, lo si vede proprio ai versi
cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, dove i termini della similitudine sono capovolti. Cioè, non il sabato è come la giovinezza, ma la giovinezza è come il sabato. E non vi è dunque una separazione tra la parte, diciamo così, idilliaca e la parte filosofica. Tramite proprio l'allusione allo scorrere continuo e inesorabile del tempo si anticipa quello che è il tema della riflessione. Ho parlato di favola. Proprio ad una favola si può, anzi è stato fatto riferimento come ad uno dei tanti, diciamo, precedenti che i critici da subito sono andati a cercare nella tradizione poetica italiana a partire dal Petrarca. In realtà questo testo è un testo che chiude una tradizione poetica millenaria, che è la poesia di citazione. Una poesia di citazione dove, a differenza di quanto è avvenuto dopo il romanticismo, quando è l'originalità il valore della poesia, qui ancora chi fa poesia mostra quelli che sono i suoi, diciamo così, debiti nei confronti della tradizione. Andare in cerca di questi segmenti, di queste a volte singole parole o situazioni molto precise nell'arco della tradizione letteraria precedente è naturalmente oggi molto agevolato dal possesso dei tesauri elettronici, dal fatto cioè che noi con un cercaparole, no, nei testi elettronici possiamo individuare tutti i precedenti. Accennerò poi in particolare ad uno delle più celebri, diciamo, giunture poetiche, il Mazzolin di Rose e Viole, che come sapete fu al centro di una famosa polemica letteraria del Pascoli, poi ne accenniamo. In realtà vorrei mostrarvi che uno dei testi che più giustamente si possono indicare come ispiratori, anche se quanto lontana, diciamo, la qualità dell'effetto, del prodotto, perché capite che individuare i componenti, no, di un'opera letteraria, mostrare che tutto quello che Leopardi ha scritto era già stato scritto, non toglie una virgola a quella che è l'irraggiungibile perfezione della sua poesia. Al contrario, ed è una cosa che, diciamo, ripeto sempre ai miei studenti, io credo che proprio nella individuazione di quei precedenti sia il segreto della bellezza, o almeno di quello che noi troviamo di appassionante nell'opera d'arte.
l'individuazione cioè di cose che già conosciamo, la rimembranza. Per cui vedete che, diciamo, queste parole in esergo alla pagina, questo pensiero dello Zibaldone, datato aprile 1829, quindi pochi mesi e nello stesso ambiente recanatense, tutti i piaceri che chiamerò poetici consistono in percezioni di somiglianze e di rapporti e in rimembranze, capite? È chiaro che nessuna definizione di quella che oggi è considerato il modo, diciamo, più diffuso di fare analisi testuale, cioè la intertestualità, voglio dire, nessuno sarebbe in grado di definirla in maniera più completa, più intelligente di questa. Dicevo che è stato individuato già da tempo proprio in questa tipologia testuale, cioè la favola, un precedente a cui Leopardi può essersi ispirato. Questo testo è di un poeta toscano del primo Settecento, è un nome che forse a qualcuno dice qualche cosa. Tommaso Crudeli era un nobile toscano, appunto, era il castellano di Poppi, che è una località del Casentino di memoria dantesca. È un personaggio, diciamo, è morto piuttosto giovane, considerato una specie di martire dell'Inquisizione, perché, diciamo, scriveva versi che non piacevano, nonostante fosse amico personale del Granduca, diciamo. Fu l'ultima vittima dell'Inquisizione in Toscana. Morì nel 1745. Questa è una favola tradotta dal francese. Un uomo già fu della campagna amante, che possedeva alla città vicino, fiorito, verdeggiante, da lui coltivato, ampio giardino. Vedete, si chiama il contadino e il signore, la protezione del più forte. Ve lo leggete se credete da soli. Cosa mi interessava? Guardate la parte finale. Vedete che è una specie di morale della favola, in cui consiglia naturalmente non tanto ai contadini che non leggono, ma ai signori, o meglio ai principi: se tra voi sorge mai lite, non chiamate in aiuto un re possente, state allerta, avvertite che egli non si impegna nelle vostre guerre e che egli non entri nelle vostre terre. Vedete, è la favola che sembra raccontare un innocuo episodio, ma in realtà contiene in sé alla fine, no? Un insegnamento pesante. Ho messo qui, visto che ci siamo sopra, alcune altre, come usano dire, diciamo, i colleghi più diciamo attenti al linguaggio della critica letteraria, gli ipotesti. Vedete, potrei fornirvene a decine di passi di questo genere per mostrare come il Sabato del Villaggio è costruito su frasi fatte, su precedenti letterari più o meno celebri. Certamente, guardate questo, affilar la vecchierella, vedete? È Petrarca, un sonetto del Petrarca. Guardate il petto e il crine della donzelletta, lo vedete? È Ariosto. La donzelletta stessa, guardatelo qui in
in questa anacreontica di Gabriele Cabrera. Ripeto, se ne potrebbero fornire a profusione di esempi di questo tipo. In realtà, la poesia di Leopardi è stata sottoposta a diverse analisi, anche diciamo così anatomiche. Vi accennavo prima alla polemica sollevata da Giovanni Pascoli. A questo proposito si tratta di un episodio abbastanza noto, diciamo, della storia delle controversie letterarie in Italia, soprattutto tra età positivistica e primo Novecento. Il Pascoli, in un discorso pronunciato a Firenze nel 1896, poi più volte riprodotto, trovava ragione di denunciare nel Leopardi quella disattenzione alla realtà, no? Che egli invece nella sua poesia, pensate a Mirice naturalmente, cercava una descrizione il più possibile reale della natura, no? Quindi con tutta la sua attenzione portata agli animali, agli animaletti, alle piante, agli alberi e così via. Che cosa diceva Pascoli del Sabato del Villaggio? Denunciava, potete leggere voi stessi, insomma non mi dilungo nella lettura assieme a voi, denunciava il fatto che il mazzolin di rose e viole era qualcosa di innaturale, nel senso che le rose e le viole fioriscono in tempi diversi dell'anno. Da qui una polemica, diciamo, furibonda, durata decenni, no? Dove a favore del Pascoli si schieravano perfino botanici che sapevano che c'erano alcuni tipi di viole o di rose che, insomma, anche fuori stagione e così via, no? Altri invece che appoggiavano il Pascoli. Ho messo qui perché non è, diciamo, a differenza della polemica del discorso di Pascoli e dei contraddittori e detrattori, volevo mostrarvi invece come la polemica nel Pascoli cominci anche prima che nell'aver preso di petto il Sabato del Villaggio in quel modo. Vi ho trascritto qui, vorrei ingrandire, vediamo. Ecco qua. Vedete, in questa intervista, perché diciamo di questo si può parlare, rilasciata a un giovanissimo Ugo Ietti, che con questo libro, che allora ebbe un enorme successo, alla scoperta dei letterati, inventò proprio la forma della intervista ai letterati italiani. E qual era il letterato italiano, diciamo, di cui parlare in quegli ultimi anni dell'Ottocento? Naturalmente era Gabriele D'Annunzio. Il Pascoli, che era, diciamo, notoriamente persona poco generosa, è vero, nei confronti dei suoi colleghi, soprattutto di quelli che valevano più di lui, vedete che unisce ad una certa critica nei confronti di D'Annunzio, una critica devo dire molto leggera, anche un accenno malevolo, anche se anonimo, nei confronti di quel mazzolin di rose e viole di cui avrebbe parlato ben più estesamente l'anno dopo. Vedete, la campagna
dice Giovanni Pascoli, questa testimonianza molto meno nota di quella successiva, è stata per troppo tempo dai nostri poeti descritta convenzionalmente sopra un tipo fatto. Per troppo tempo gli uccelli sono stati sempre rondini ed usignoli e per troppo tempo i fiori dei mazzolini sono stati rose e viole. Vedete, non c'è il minimo dubbio che si riferisca al sabato del villaggio. La critica qual è? La critica è eccesso di letterarietà, disattenzione nei confronti della realtà viva, insomma una polemica piuttosto, come dire, spicciola, è vero, di fronte invece ad un testo del quale vanno colte ben altre qualità, e in particolare, e mi avvio verso la conclusione o vado avanti, come volete. Se poi volete dialogare e ci sono delle domande, io rispondo ben volentieri, insomma. Le rose e le viole, insomma, qui voglio arrivare, non sono due fiori qualsiasi, non sono dei simboli floreali per dire i fiori in generale. Sono fiori che nella tradizione classica, ma anche in quella italiana, significano precisamente due cose. La rosa significa l'amore e la viola significa la morte. Quindi, e viene il ghiaccio sulla schiena a dirlo, la donzelletta che vien dalla campagna in sul calar del sole e reca in mano un mazzolin di rose e viole, reca in mano, capite, le due cose che la attendono nella vita, l'amore e la morte. E il fatto di mettere assieme l'amore e la morte, Eros e Thanatos, è qualche cosa che gli antichi facevano sempre, e non solo gli antichi pagani, perché sapete che il colore rosso ha un significato e il colore viola ha un altro significato. La stessa, liturgia della Chiesa, sapete che cosa significa il viola sotto Pasqua? Mica uno scherzo da niente. Dove tra l'altro si andava a pescare, voi non potete immaginare quanto è stato scritto sulla rosa e la viola, sulle rose e le viole del mazzolino della donzelletta. Sono state scritte un numero di pagine e soprattutto una quantità di idiozie che, ci si vergogna perfino a nominarle, no? Non ne sono stati esenti critici affermati, bravissimi, certamente molto più ingegnosi di chi vi parla. Ma come non capire questo valore, soprattutto se andiamo a leggere un passo che purtroppo non vi ho trascritto, ma sono i versi iniziali vicini all'inizio del trionfo della morte del Petrarca. Nel trionfo della morte del Petrarca, scusate, ve lo devo cercare per leggerlo, solo 2 righe. Mi dovete credere sulla parola, altrimenti vi vado, Mi credete sulla parola se Laura, all'inizio del trionfo della morte, è accompagnata da un gruppo di amiche e che girano attorno a lei come le stelle attorno al sole e sono non caratterizzate dal simbolo delle rose e delle viole. Laura sta per morire,
Dunque è chiaro che nella descrizione del poeta, in un contesto così carico di simbolismi, no? Era facile, ma ho citato il Petrarca, potrei citare decine e decine di altri passi, no? Che sono stati, diciamo, già selezionati e di cui conservo forse un centinaio di esempi. Altri simboli poi potrei anche mostrarvi. Pensate che cosa sta a fare la vecchierella sulla scala, sta a filare. Ora voi sapete che il filo è, diciamo, nella nostra tradizione letteraria quello che viene ad un certo punto spezzato, e spezzare il filo sapete a che cosa corrisponde. Va bene, sentite, è martedì, è giovedì grasso, è carnevale, e fra i tanti, diciamo, ipotesti, come si dice, cioè fra i tanti testi letterari che hanno preceduto il Leopardi, che Leopardi leggeva e conosceva sicuramente, no? E che sono stati spesso elencati affannosamente dalla critica, che li ha affastellati nella note a piedi pagina dei commenti, c'è un testo che non credo sia stato distribuito, ecco, che è arrivato il momento, insomma, di mostrare. Io ve lo mostro anche sullo schermo. Sì, ed è questo testo di Francesco Redi. Francesco Redi è un poeta, diciamo così, non professionista, perché è un medico toscano, seicentesco, che amava comporre testi che poi venivano musicati. La sua poesia ebbe un'enorme diffusione nelle antologie settecentesche e proto-ottocentesche. Mi sono preso la briga di vedere che le sue opere continuavano ad essere ristampate. C'è un'edizione 1809. Sinceramente non ho fatto il controllo sul catalogo della biblioteca di Recanati, ma conto di farlo. È una, come dire, credo sia una piccola scoperta, ma l'ho fatta pochi giorni fa, proprio naturalmente in vista di questa nostra chiacchierata. Guardatelo, è uno scherzo, ma guardate come in questo scherzo ci siano tutti gli ingredienti per accendere la scintilla che da questa modesta, casalinga poesia d'occasione diventa la sublime poesia di Leopardi. Leggiamo assieme questi versi che io trovo deliziosi nella loro leggerezza. Donzelletta. E naturalmente guardate il titolo, no? Didascalico, come devesi usar la gioventù. Donzelletta superbetta che ti pregi d'un crin d'oro, c'hai di rose rugiadose nelle guance un bel tesoro. Quei tuoi fiori, i rigori, proveran tostò del verno, e sul crine folte brine ti cadranno a farti scherno. Damigella, pazzerella, godi, godi in gioventù. Se languisce, se sparisce quest'età, non torna più. E dal rotar, e sentite qui il ritmo come cambia, e dal rotar degli anni scema sempre il gioir, crescon gli affanni, la tua beltà, ora che è amabile, gioia ineffabile goder potrà. Ma se del viso tuo la fresca rosa, per pioggia grandinosa, tempestata dagli anni, al fin cadrà. La tua beltà
fattasi pallida, tremante e squallida, lacrimerà, che dell'età del verde, per decreto fatal di iniqua stella, non ritorna giammai quando si perde. E se volete, di seguito, rileggiamo per intero, per concludere, la donzelletta vien dalla campagna, in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta, di mani al dì di festa, il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzar la sera, intra di quei ch'ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e torna l'ombre giù dai colli e dai tetti, al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, e da quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli, gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando, fanno un lieto rumore. E intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore. E seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra anzi il chiarir dall'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Diman tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita, è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, ch'anco tardi a venir, non ti sia grave. Vorrei, anche per vincere l'emozione che mi fa sempre leggere, anche quando lo leggo da solo, questa ultima strofa, un ultimo accenno a queste parole: non ti sia grave la festa. Ora, la festa è un'altra parola che è usata 4 volte nel sabato del villaggio, ed è usato naturalmente nel senso pieno, naturalmente nel senso di festa traslato per felicità, ma qui, se uno non rischia di vedere troppo, questa festa potrebbe anche alludere a quel significato, volgare ma quanto diffuso, no? Per cui la festa, andatevi a vedere qualunque vocabolario, anche regionale, fare la festa, ha un significato lettifero. E infine il classicista non può non ricordare che nelle epigrafi c'era una formula che gli antichi usavano, una formula augurale per i defunti: sit tibi terra levis. Guardate,
avvenir non ti sia grave. È esattamente la riproduzione di quella formula. Ecco, adesso ho proprio finito. Possiamo sciogliere questa riunione che mi è apparsa molto feconda, anche di riflessioni che ognuno porterà con sé, spero, allontanandosi, con una tensione anche di emozioni, con un coinvolgimento emotivo che è partito dall'oratore ma che un po' ci ha trascinato tutti. A me veniva fatto di osservare che non è la prima volta che anche qualche altro oratore delle pagine cordiali ha concluso preda a una fortissima emozione. E questo valga anche a riaffermare un principio, che il compito di chi legge e commenta poesia è di ricreare emozioni, di far convergere tutto quanto è venuto osservando a questo fine ultimo, cioè rendere la poesia profondamente o ancor più profondamente coinvolgente e emozionante, e pagando anche con le proprie emozioni. Grazie.